Rossano approva l'ultimo bilancio di previsione di questo mandato e lo fa inserendo un'importante novità per tutti i suoi cittadini. Una drastica riduzione delle bollette dei rifiuti. Dalle prossime bollette troverete uno sconto del 10% sull'importo totale, spalmato su tutte le bollette di tutti i contribuenti. Uno sconto considerevole reso possibile da un innovativo accordo con la Multi-Utility. Abbiamo rivisto i parametri, abbiamo lavorato in questi anni per una raccolta spinta porta a porta, di questo devo ringraziare tutti i miei concittadini, abbiamo raggiunto il 75,9%, quindi il 76 quasi per cento della raccolta differenziata e inoltre proprio togliendo ad ETRA la quota relativa alla fatturazione e tenendola in conto nel comune di Rossano siamo riusciti ad abbassare questo importante, ad ottenere questo importante risultato. E in tema di raccolta rifiuti, Morena Martini rassicura i suoi cittadini sul mancato arrivo del calendario ETRA. Nella prima bolletta verrà recapitato a tutte le famiglie di Rossano il calendario, ma se qualcuno ha qualche bisogno o vuol fare qualche domanda basta rivolgersi all'ufficio comunale e avrete tutte le risposte.